buonasera, buona Pasqua e benvenuti ad una nuova puntata di Cuore Cinico con noi Eva Tana! Ciao a tutti carissimi agnelli disoccupati! Va bene, Eva, allora buona Pasqua! Come è trascorso questa giornata? La colomba l'hai mangiata? Certo, colomba è essere il mio dolce preferito! Addirittura, come mai? Perché colomba è essere uccello! Non mi piace gli uccelli! Risolvati, Eva! Sempre trovare il doppio senso in tutto io. E allora Eva, quello che ci stanno chiedendo tutti i fan è: ma Eva, cosa spera di trovare nel suo uovo di Pasqua? Ah, io spero di trovare mia sorpresa preferita! Ah, dai, qual è la tua sorpresa preferita? Giuseppe Conte! Giuseppe Conte deve essere la tua pecorella di Martorano! Ma che dici? Ma smetti, ma perché deve infilare sempre Giuseppe Conte? Tra l'altro voglio lasciare un messaggio a Giuseppe Conte! Oh, allora, messaggio per Giuseppe Conte da parte di Eva Tana. Giuseppe, se tu venire a casa mia, io farei regalo a te. Che regalo gli vuoi fare? Ti regalo le mie paia di Pasqua! Ma io ti chiedo Giuseppe, prorogami tu! Ho trovato pure canzone d'amore per me e Conte. Ah, attenzione, qual è la vostra canzone d'amore? Conte partirò! No, non è Conte. Conte partirò! Giuseppe! E allora Eva, parliamo di Pasquetta. Come trascorrerai la tua Pasquetta? Ah, io essere molto triste perché starò a casa Pasquetta. Eh beh, come tutti, d'altra parte, ma anche voi in Russia avete la tradizione solitamente di farvi una gita fuori porta per Pasquetta? Sì, noi andare tutte quante in un posto a nord di Russia. Attenzione, cosa c'è a nord della Russia? Il bosco di Feguzovski. No, lei è una russa pazza. esiste. Bosco di Figuzovski non esiste, cioè esiste ma non è in Russia. Vabbè, a me se non concesso che esista. Cosa fate voi lì? Grigliate, che fate? Sì, noi arrostiamo le carni, le costolette, le pollo, ma soprattutto piatto tipico russo. Ho capito, lei per piatto tipico in russo a base di carne immagino che lei intenda lo stroganoff. No! E stighiola? No! Giuseppe Conte, grigliami tutto! Perché torna sempre Conte? Volevo concludere con una citazione. Ecco, concludiamo così terminiamo questa puntata. A Pasquetta puoi mangiare tanti tipi di salsiccia. No, per favore, non cadiamo sempre in questa ambiguità banale. Ma no, intendevo salsiccia alla pizzaiola, salsiccia condita, salsiccia all'aglio, salsiccia pepe, ma la salsiccia migliore rimane sempre una. Quale? Quella di Giuseppe Conte!